rispetto all'euro, rispetto alle posizioni di Grillo, Italia dei Valori cosa pensa? Ma il dibattito si sta sviluppando tra dentro l'euro o fuori dall'euro, dentro l'Europa o fuori dall'Europa. L'Italia dei Valori dice che noi vogliamo essere e siamo europeisti, lavoriamo per la costruzione del progetto europeista, ma registriamo nello stesso tempo alcune rigidità che, se protrattesi nel tempo, sono destinate purtroppo a far fallire i progetti che, buoni in partenza, si stanno rivelando eccessivamente complicati nella loro attuazione. Prendiamo ad esempio il discorso dell'euro. Noi siamo partiti con parità di condizioni sulla carta con i paesi del nord, con la Germania in particolare. Oggi ci troviamo con un sistema talmente rigido che porta il potere di acquisto dell'euro in Italia rispetto a quello della Germania in maniera molto differente. Cioè ci sono dei dati macroeconomici che ci indicano che c'è una sperequazione determinata dalla moneta unica che non è più tollerabile. Se non c'è un controllo sui tassi di interesse per i prestiti alle imprese o alle famiglie, succede quello che stiamo registrando in questo momento, ovvero che in Germania i prestiti che le banche danno alle imprese sono nell'ordine del 2-3%, sono a buon prezzo, alle famiglie in Italia sono altri. In Italia, quando vengono erogati, sono nell'ordine dell'8-10%. E vede, il dato di partenza è sempre lo stesso. La Banca Centrale Europea a tutte le banche presta denaro allo 0,25%. Allora, se non si crea un aggiustamento su questo livello, su questo dato macroeconomico, noi siamo sicuri che arriveremo ad una rottura del sistema. Come si potrebbe creare, come si può, per esempio, le chiedo, lei si è interessato al problema, infatti adesso gliela faccio dire. Lo dico subito, noi abbiamo messo in campo una proposta che è quella di istituire in via legale il tasso soglia usura, così come esiste in Italia un tasso soglia usura, oltre il quale anche le banche sono tenute a restituire gli interessi che vanno oltre quel tasso soglia usura. Noi riteniamo che un parametro di 4 volte, 5 volte lo 0,25% con il quale la BCE eroga il denaro alle banche possa essere lo stesso tasso che si eroga a tutte le imprese, che sia in Germania, che sia nel sud dell'Italia, che sia nelle isole. Ecco, però Altro dato è dell'armonizzazione graduale dei sistemi fiscali, perché non è possibile che in Irlanda le imprese paghino il 12% per la fiscalità generale e in Italia paghino il 40%. Le chiedo, Ugias,